Tu hai provato a vedere se va? No, ma se vuoi provo adesso. Prova a vedere. Aspetta che ho i microfoni accesi. Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qui, buonasera a tutti, 25esima puntata con la nostra mongolfiera. Anche oggi viaggiamo, faremo anche un lungo viaggio, no Rossella? Anche uno lunghissimissimo. Esatto, ma lungo, lungo. Però invece cominciamo adesso. Cominciamo adesso, sì, dai posti vicini fino alle zone un po' più distanti. Con noi poi ci raggiungerà sul nostro cestello della mongolfiera Omar. Per il momento siamo io e Rossella. Andiamo col primo brano, che è sempre Io Soy Maria, City Band, che non può non mancare nel nostro programma musicale. Via con la City Band. Yo soy María de Buenos Aires, María, no ven que soy yo. María Tango, María del Aragán, María Noche, María Pasión Fermán, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María.
soy Apri il microfono. Io sono Maria, City Wonderland. Con noi adesso il nostro primo ospite, siamo sempre qui in zona, siamo a Milano, con noi c'è Tobia Ravà. Buonasera Tobia. Buonasera a voi tutti. Benvenuto a bordo. Grazie per essere venuto con noi nella nostra mongolfiera. Allora, con Tobia, che adesso io lo chiamo Tobia, ma insomma dottore, illustre dottore e anche pittore, noi lo chiamiamo per per delle mostre che sta facendo. Si è chiusa Noale l'altro ieri, però proseguono a delle sue mostre sui suoi quadri particolarissimi, come potete vedere nell'immagine che abbiamo messo, di cui adesso ci illustrerà il suo modello di pittura. E dicevo appunto, sarà conclusa Noale, però a Marcon, al Centro Culturale De André, potete visitarlo fino al 15 maggio, che è stata aperta l'altro ieri, il 4 maggio, e se no a Padova, a Vescovana, in provincia di Padova, a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, fino al 30 maggio ci saranno opere sue. Ma che opere sono quelle di Tobia Ravà? Tobia, Quante opere sono? No, che opere sono? Cioè, non è un disegno normale il tuo. Beh, ci sono nelle varie mostre c'è un po' di tutto. C'è pittura, c'è grafica, ci sono lavori a sublimazione, come quello che c'è dietro di me, che sono lavori termici su raso, in cui a 160 gradi si imprime il colore sottovuoto attraverso un risucchio, diciamo, che lo porta verso l'alto, appunto è una sublimazione. Poi ci sono le catalizzazioni che sono fatte su alluminio con il raggio UV, che appunto permette che si rapprenda il colore sul metallo, insomma. E poi ci sono anche E poi ci delle sono opere, le sculture in bronzo, poi assemblaggi con materiali di tutti i tipi, perché io lavoro anche con materiali di recupero. Sì, per cui ci sono, a seconda delle mostre, ci sono cose diversificate. Però la particolarità, perché adesso vedendolo da distante, il quadro, adesso io sto mettendo quello degli alberi azzurri, che si chiama Pane e Sale, se non sbaglio, serigrafia, però avvicinandosi al quadro vediamo che l'opera è piena di numeri. Beh, sì, certo, io uso la gematria, che è il valore numerico delle lettere, in particolare dell'ebraico, ma anche in altre lingue antiche, come il farsi, che è il persiano antico, anche con l'arabo antico, e in parte anche il latino e il greco, che si usano per la cronologia le lettere, appunto. Per cui in ebraico in particolare ogni lettera è un numero, per cui ogni parola ha un valore numerico o peso, che è la somma dei valori numerici di ogni lettera che la compongono. E parole che hanno lo stesso valore numerico praticamente sono legate tra di loro da un percorso di senso, e quindi anche il testo biblico si può analizzare attraverso un percorso matematico. E molti di questi concetti sono anche dei percorsi lì per sé matematici, perché sono legati per esempio alla sequenza di Fibonacci, oppure ai numeri primi o alle radici quadrate, per cui c'è sempre un riferimento, un doppio percorso che accompagna la lettera, la parola, al numero, e poi il terzo livello che è dato dall'immagine, per cui in realtà non c'è bisogno di decriptare l'opera, perché è più un discorso
Come? È tutta scritta, dico, l'opera, e quindi Sì, l'opera è anche un testo che volendo si può tradurre e si può sviluppare e decriptare appunto, ma non è necessario, nel senso che il fruitore, a seconda del suo background, del suo studi, della sua Kinderstube, dicono i tedeschi, ha un modo di potersi approcciare all'opera in maniera diversa. Per cui è un'opera aperta e ognuno di noi si avvicina e ne può trarre un suo percorso diverso. Insomma. Per cui non è fondamentale ricavare tradurre le lettere e le parole del testo, che comunque si può fare. Ecco, perché scusa, volevo appunto capire, quindi non hanno un valore puramente decorativo, cioè adesso No. noi vediamo questi alberi bellissimi, molto suggestivi e questo è un primo livello di fruizione, ma tutti i simboli che li compongono non sono lì messi per riempire degli spazi, o No. sì? Cioè no. Cioè, di fatto li riempiono, però non sono finalizzati a quello, ma finalizzati a un percorso di senso che può essere sviluppato o no. Insomma. Per cui, per esempio, il bosco che ho qui dietro di me è un bosco policromo, arcobaleno, che ci rimanda alla pace, che ci rimanda a tanti altri concetti, al rapporto uomo-Dio, che l'arcobaleno è praticamente il simbolo del patto tra uomo e Dio, ma è di fatto un lavoro sull'alchimia, in cui i concetti chiave sono Esh, che è Aleph e Shin, che è fuoco, Adamah, che è la terra, da questo Adam, il primo uomo, è fatto di terra, Adamah appunto è la terra ed è 50, il fuoco invece è 301, poi Maim, che è l'acqua, che è Mem, Yod, Mem, 40, 10 e 40, e la somma è 90, e Avir, che è l'aria, da questa parola l'aviaria, l'aviazione, l'avis latino, tutto ciò che vuole, che è 217. Per cui questi 4 elementi poi sommati mi danno 658, che è il valore del fuoco dell'alchimista Bettanur. Per cui c'è questa particolarità che i 4 elementi corrispondono al punto di fusione praticamente. E questo è solo un piccolo particolare, però l'importante è capire che certe lingue sono costruite su base numerica e per cui strutturalmente hanno questo sviluppo, no? Per cui Av, per esempio, è padre, è Aleph più Bet, ed è 3, Em è madre, è 41, Yeled è bambino, è Yod, Lamet, Dalet, 44, ed è la somma di padre più madre. Non so, sempre rimanendo in ambito infantile, Shaddai vuol dire onnipotente, viene messo sin dall'antichità come formula apotropaica sopra le culle, perché ha un valore positivo in una zona circolare sottostante. E Shaddai è Shin Dalet Yod, 304 e 10, la somma è 314, raggio per 314, abbiamo capito che è il valore del pi greco, per cui è legato alla circonferenza, al cerchio e tutto ciò che è circolare. tondo. Ma quando inizia un'opera, da dove parte? Cioè, parte... Dipende, diciamo che ogni volta è una storia diversa. Posso partire da un luogo, per esempio, molti miei lavori sono opere su Venezia, e ho decriptato, sviluppato e ricostruito
molte zone veneziane, insomma, fino a pochi mesi fa avevo studio anche a Dorsoduro, adesso l'ho chiuso perché non ho più il dono dell'ubiquità e sono solo a Milano. Però praticamente Dorsoduro l'ho sviluppato negli anni, dal 95 fino a pochi anni fa, canale per canale, riva per riva, e l'ho ricostruito con un percorso di immagini ma anche numerico, insomma. E così tante altre parti della città, insomma, e non solo Venezia, ma Venezia è primaria fonte di ispirazione, perché sono veneziano, insomma. Certo. Ma anche i boschi, come abbiamo visto, ma anche il mondo animale, soprattutto in scultura, mi interesso di etologia, insomma, di animali, e per cui mi piace riprenderli, ricostruirli anche con un percorso appunto di testo legato alla parola che definisce l'animale e a tutte le altre parole che hanno lo stesso valore del soggetto, dell'occasione, insomma. Per cui E questo volevo dire, quando è che ha avuto questa, cioè da sempre, no, ci sarà stato un momento in cui ha detto, beh, adesso faccio... che ero un artista, io vengo da studi, diciamo, prevalentemente scientifici, ho fatto il liceo scientifico a Venezia, a Benedetti, e ho fatto... mi sono iscritto a Ca' Foscari a economia. Dopo a un certo punto ho deciso, già facevo mostre, esponevo, che non era la mia strada, e mi sono iscritto a Bologna al DAMS, e poi mi sono laureato in semiologia delle arti con Omar Calabrese e Umberto Eco, che è stato mio presidente di commissione. Per cui ho un percorso di ricerca in ambito storico-artistico, ma anche in ambito semiotico, insomma. E da questo si è sviluppato questa necessità di poter esprimermi in maniera un po' particolare. Per un artista è fondamentale la riconoscibilità, per cui gente che vede il mio lavoro a distanza di 20 anni in genere se lo ricorda, per cui questo sì. è importante, essere subito riconosciuti. Sì, ma in effetti ci sono altri artisti che adoperano questo stile, non so se si può chiamare stile. Diciamo che ci sono diversi artisti, o ci sono stati diversi artisti che usano la matematica o anche i numeri specificatamente nei loro lavori, però in maniera molto diversa. Insomma, per esempio è stato in Biennale Opalka, che lavorava con un percorso cronologico per cui contava tutti i suoi secondi di vita e li metteva in fila, per cui erano lavori solo numerici. Insomma, pure Onkawara, che è un artista giapponese che lavora sulla data del giorno. E poi ci sono tanti artisti che lavorano con la matematica, ma questo lo sappiamo, cioè la matematica è la base dell'arte del Rinascimento, per cui da Michelangelo, Raffaello a Leonardo la matematica c'è sempre. Poi si è un po' persa in epoca romantica, diciamo, che però invece è fondamentale la sezione aurea sin dall'antichità, per esempio, per cui ci sono elementi che determinano la costruzione dell'immagine che vengono dai secoli passati e sono stati rielaborati, e io ho preso alcune di queste forme, di questi calcoli. Mi piace ogni volta sviscerare un qualche cosa di diverso, no? Per cui avvicinarmi anche appunto alle equazioni tra parole, perché se una parola ha un valore numerico si può anche elevare a potenza o fare una radice quadrata di un concetto, no? Sembra una
una cosa No, paradossale, però in esatto. realtà certe volte i risultati sono tangibili e interessanti. Cioè, Allora, a noi comuni mortali dà un po' la vertigine tutto questo insieme di numeri e parole. Sicuramente molto molto personale, ecco. no, sì, ma la cosa bella è che adesso io sto mettendo l'immagine anime. Io invito, preso dal sito, che è bellissimo, il sito su tobiarava.com, potete andarlo a vedere. È che, per esempio, questo anime, che è un cuore con, sembra un po' il flusso del È sangue, una può razza di essere? coppia, è una razza di coppia, che c'è un Come? albero rosso, un albero Sì, blu, esatto. e si stringono tra di loro e la zolla è vagamente cardiaca. Esatto, sembra il cuore col sistema ematico, no? Insomma, sì, Come? sì, dico, guardando questo si può stare ore e ore a vederlo, a guardare tutti i Ma particolari. infatti ci sono alcuni miei collezionisti che dicono che non comprano più la settimana enigmistica e passano la loro estate decriptando qualche mio lavoro. Eh sì, perché sono veramente geniali. Sì, poi ognuno può prenderlo in maniera diversa, diciamo, insomma, l'importante è che faccia pensare, no? L'opera d'arte è quella che non crea indifferenza, se no non è un'opera d'arte. Ah, Dal momento in cui entri in contatto in maniera positiva, cioè ti crea delle domande, o ti dà delle risposte possibili, o comunque anche se ti dà fastidio epidermicamente, ci sono molti a cui i numeri danno nervosismo, danno agitazione, e per altri invece sono il massimo della tranquillità e della serenità. Per cui no, certo. non, Anche questi ho tutti ricevuto adesso, improperi adesso e sto guardando grandi questi scogli d'alta quota, che sono le tre cime di Lavaredo, suppongo, no? Sì, quello è un lavoro molto particolare, perché le tre cime, molti non lo sanno, ma l'acqua che scende dietro va in Adriatico attraverso il Piave, quella davanti arriva in Adriatico attraverso l'Adige, e quella a nord arriva nel Mar Nero Attraverso attraverso la Drava. l'Austria. Mm. Per cui è una cosa molto particolare che una montagna italiana, l'acqua di Gronda praticamente finisca così lontano, perché in realtà ci sono tre fiumi legati tra di loro. La Drava comunque nasce lì a Dobiaco, per cui è ancora italiana, e fino a Ah, Prato Drava, poi entra in Austria, poi in Slovenia, però è un fiume italiano che va a finire nel Mar Nero. Per cui è uno dei motivi per cui mi interessava le tre cime di Lavaredo, ma ah. anche perché è stato il confine tra l'Austro-Ungheria e la Serenissima, no? Poi proprio la cima. E poi ci sono tante vicissitudini anche belliche riferite alla Prima Guerra Mondiale, e, diciamo sportive legate al Sì. mondo della scalata. Ci sono infinite anche legate alla mia biografia, insomma, alle passeggiate che facevo con mio padre, che facevo con mio figlio, insomma, per cose per cui un po' è il mio passato. Sì, devo dire che sono proprio affascinanti queste, cioè guardare un quadro, stai lì, cioè io la prima volta che l'ho visto appunto domenica scorsa a Noale ho detto è fantastica sta cosa. Complimenti Mira, di nuovo perché sono veramente belli, invito tutti ad andarli a vedere, appunto andate sul sito, c'è tutto, ci sono tutti gli ci sono eventi. varie possibilità.
perché c'è la mostra a Legnago, che è in provincia di Verona, che è la più grossa, ed è la Fondazione Fioroni, al Museo del Risorgimento, perché interagisco con le sale del museo e ci sono opere un po' dappertutto. Poi appunto a Vescovana, a Villa Pisani, ancora a Marcon fino al 15, però le potete vedere anche alla Galleria L'Occhio a Venezia, vicino alla Guggenheim, o alla Sistart in Piazza San Marco. Insomma. Per cui ci sono, chi è veneto ha varie chance per poterle vedere. Esatto. Comunque, E chi non è veneto va sul suo sito sì, ma in questo momento sono esposto anche a Roma, per esempio, per cui ci sono a Monte Carlo, per cui ci sono varie cose in giro. E sul sito, oppure anche su Instagram o su Facebook, se qualcuno vuole diventare mio amico su Instagram, cerca Ravato Bia, Tobia Ravaggio, Sì, mi trova. Si trova subito. Come ho trovato subito anch'io, lo trovate tutti. Molti mi rivolgono tante domande via Instagram, via Facebook, e io rispondo volentieri perché fa parte del mio lavoro. Faccio tante conferenze in giro per le scuole, sono 14 anni che faccio 2 seminari all'anno a Ca' Foscari, però le ho fatti con qualsiasi ordine di livello scolastico. Abbiamo fatto anche progetti con gli asili, per cui asili elementari, medie, licei, ormai fa parte della mia attività. Certo. Va bene. Vorrei dire qualcosa, Rossella? No, volevo dire complimenti perché è veramente molto affascinante quello che ci ha raccontato, anche se io faccio parte del gruppo degli umani che di fronte ai numeri si sentono 1-0. Però so che invece per molti umani vedere attraverso il mondo, attraverso i numeri, dà un senso appunto di armonia, di equilibrio, di bellezza. Tutto era numero, perché noi siamo composti da numeri. Ed effettivamente ogni cosa ha un percorso numerico. Certo. Bene, grazie mille per essere venuto con noi nella nostra mongolfiera di Radio Nostra, e niente, complimenti. Noi monitoriamo e dopo, dove vediamo qualche mostra nuova, la segnaliamo. Il 27 di giugno inaugurerò a Venezia la Galleria L'Occhio, la mostra fatta durante la Biennale, che facciamo appunto ogni 2 anni, per cui se volete in quell'occasione vi fa piacere. Certo, verremo volentieri. Bene. E vi aspetto la mostra quando volete. Sicuramente. Grazie mille. Grazie mille, arrivederci, complimenti. Ciao, arrivederci, buona serata a tutti voi. Verso me, ok, prezzo, c'è un po' di prezzo, Son venuta a cercarti a casa, ma non ti ho trovata. Dove sei andata? Che fai scappi? Non ci metto molto, una lezione, uno schiaffo e poi tolgo il disturbo. Quello ce l'hai tu mentale, ti prego ascoltami, fatti curare, che son bravi tutti a far credere le cose. Sono tardi, capisco che son tutte scuse. Ho pensato dove potevi stare, da mamma all'Uni oppure a casa al mare. Faccio un giro di quartiere, ogni tanto mi fermo, mangio una caramella, peccato che è caduta come te, troppo in basso, e per raccoglierla dovrei arrivare al tuo livello e coprirmi di bugie, e coprirmi di bugie. Ma sai che c'è? Hai perso me, se mi hai voluto bene apprezzo, ma adesso mi fai un po' ribrezzo. E sai perché? Hai perso me, perché quando promettevamo
incrociavi le dita nell'altra mano. Ho capito che tu da sola devi stare aspettando qualcuno da calpestare, che ti dica sempre sì e ti si sottometta. Peccato che io ti abbia capita troppo in fretta, tu ti sei bruciata e meno male che ancora non ti ho trovata. Se ti prendo non so cosa potrei fare, infatti è meglio che io ti stia lontano. Tu dovrai scappare per capire com'è che la vita deve andare. Basta ciò che inizia un po' a pensare che non ce l'hai solo tu. Mia cara amica blu, blu dagli occhi, se ti prendo conviene che non mi rispondi. O ti copro di bugie, o ti copro di bugie. Ma sai che c'è, hai perso me. Se mi hai voluto bene apprezzo, ma adesso mi fai un po' ribrezzo. E sai perché hai perso me? Perché quando promettevamo incrociavi le dita nell'altra mano. Parapapà, parapapà, Ma c'è qualcosa che non quadra nel finale? Eccoci qua nuovamente. E Rossella, è il caso di dire che facciamo un salto adesso enorme dalla nostra postazione con la nostra mongolfiera. Enorme, da Anzi, ovest a est, da nord a sud da e orari un a po' di giorni differenza. differenti. Ci troviamo adesso, facciamo un salto enorme, beh, come in canguri, no? Siamo anche noi, saltiamo fino a là e siamo in Australia e siamo già il giorno dopo e sono le 3:30 di notte. Chi c'è, Antonella, Rossella, che ci ha tenuto, che si è tenuta sveglia per noi? Abbiamo con noi la professoressa Antonella Cavallini che insegna all'Università di Melbourne e grazie per questo cuore della notte in cui chiacchieri con noi e bentornata a bordo Antonella. Grazie mille, buona serata a voi, per noi qui tra È poco quasi sarà mattina. alba. Sì, E va la bene. colazione Con un come, caffè, come, con un come caffè fate la nessuno ti colazione racconta. voi in Australia? Con che colazione all'inglese? Sì, una colazione all'inglese, una colazione salata di solito. Mm. Loro hanno la Vegemite, che è un lievito elaborato, ha le parvenze di una crema molto un po' trasparente, marrone, e viene spalmata, un leggero strato viene spalmato sulla fetta di pane al mattino. È una colazione salata. Per noi italiani è un po' difficile questa Vegemite, ma è proprio australiana doc, ecco. È uno degli elementi con i canguri così identificativi dell'Australia, proprio. E ascolta invece la stagione, siamo tutti rovesci, noi adesso siamo un po'... Sì, qui siamo in autunno inoltrato, tra poco inizia l'inverno, che di solito, ecco, le stagioni vengono fatte iniziare al 1° del mese e non al 21 come da noi, per cui il 1° giugno sarà inverno. Le temperature sono comunque ancora buone, siamo oggi 18-19 gradi, domani 20, ma la sera si abbassano, scendono 7-6, c'è una certa escursione termica fra il giorno e la notte. Ah, bene, adesso che ci hai trasportato così almeno con la mente in questo posto così lontano da noi in tutti i sensi,
Allora noi ti abbiamo chiamata prima di tutto perché abbiamo letto qua e là che anche in alcune università in Australia ci sono delle proteste da parte degli studenti. Sì, la prima università è stata, penso, l'Università di Sydney a mobilitarsi con appunto tende, manifestazioni, eccetera. Successivamente la mia università, infatti abbiamo nel campus diversi studenti nelle tende che organizzano incontri, dibattiti. Proprio l'altro giorno passavo attraverso così queste tende guardando, eccetera, e vedevo che c'era una situazione molto serena, molto tranquilla, e anche all'angolo c'erano alcuni ragazzi ebrei che parlavano fra di loro, nessuno li ha disturbati, nessuno ha detto niente, c'era solo una guardia, insomma, un personale di controllo che tranquillo anche lui. Mentre so che a Sydney l'altro giorno c'è stata una contromanifestazione di studenti ebrei e ci sono stati non tafferugli di tipo fisico, violenze, però insomma qualche parola in più deve essere volata. Da noi finora tutto tranquillo, immagino anche da quello che ho letto che i ragazzi della mia università, dell'University of Melbourne, abbiano stabilito un protocollo di azione con il corpo docente, ma anche appunto con il rettore, perché si sono impegnati a non fare irruzione nelle aule, a non interrompere le lezioni, a rispettare insomma, i tempi, per cui devo dire che finora tutto si svolge in modo molto corretto. E verranno sicuramente anche le altre università, già c'è voce che anche le altre università di Melbourne è una città piena di scuole e di università, proprio si chiama the Education State, lo stato dell'istruzione, no? Per cui ci sono moltissime università, anche private, e a quanto pare il movimento si sta estendendo anche alle altre. Ascolta, e le richieste sono un po' quelle che ci sono altrove? Sì, sono quelle di interrompere le relazioni, le ricerche che probabilmente hanno scopi militari con le università israeliane, e c'è anche la richiesta del cessate il fuoco. Quindi sì. Ascolta, i rettori non stanno reagendo con arresti? No, tutto molto tranquillo. Devo dire, anzi, l'unico non è un disturbo, per dire cos'è la situazione. Noi li vediamo dalle aule, io li penso anche che con 7 gradi la notte in quelle tendine avranno anche freddo, sicuramente ci sarà qualche... Vabbè, non possono bere sul campus, non possono portare alcolici, però tè caldi, cose di questo genere. E l'unica cosa che sentiamo è il canto del muezzin. Quando c'è la preghiera, non so perché fanno questo, non dà nessun fastidio chiaramente, per cui è l'unica presenza che si può vedere al di là dell'accampamento con le tende. Ecco. Una nota un po' esotica. Sì, poi verso le 5 di sera ogni tanto, quando appunto le lezioni sono in numero minore, nei viali fanno manifestazioni, gridano slogan, ma nessun tipo di disturbo. Quindi nulla di paragonabile a quando sta succedendo negli Stati Uniti. Insomma. No, proprio il rettore ha inviato una mail a tutti noi dicendo, proprio nel rispetto della freedom of speech, della libertà di parola, i ragazzi hanno diritto, finché non commettono atti vandalici o violenti, a esprimere la propria opinione. Noi come tali li rispettiamo, come rispettiamo anche eventualmente iniziative dello stesso tipo da parte di gruppi di studenti ebrei. Certo. Ascolta, invece a proposito di libertà di parola, poi ci sono invece degli stranieri che non hanno tanto libertà di parola, no? Nel senso che più che libertà di parola non hanno libertà di accesso all'Australia.
Ecco. L'Australia è il sogno, penso, di gran parte dei popoli asiatici, certo, ma anche cinesi, perché sono moltissimi cinesi che vengono a studiare qui. Ne abbiamo molti, anch'io ho diversi studenti internazionali cinesi che pagano fior di quattrini per poter studiare qui. Ma è un po' il sogno soprattutto per coloro che scappano da situazioni difficili. Per esempio, quando c'era la guerra nello Sri Lanka, oppure dal Pakistan, dall'Afghanistan, dall'Iran e così via. E il paese dal 2013 ha una legge che proibisce a coloro che tenteranno di entrare illegalmente in barca, di raggiungere il suolo australiano, proibisce loro di avere per il resto della vita una possibile permanenza in Australia. Per cui se tenti di entrare illegalmente non potrai mai più mettere i piedi in Australia. Queste persone vengono prese e portate a Manus Island, che è un'isola in Papua Nuova Guinea, che è una specie di carcere a cielo aperto. Oppure vengono tenuti negli hotel qui, a spese chiaramente dei contribuenti, chiusi per anni in attesa di trovare loro una sistemazione che non può essere, per questa legge del 2013, l'Australia. Per cui hanno fatto degli accordi con la Nuova Zelanda, che invece cerca di avere nuova popolazione, perché sono 4 milioni, sono molte di più le pecore in Nuova Zelanda che gli abitanti, no? E anche con gli Stati Uniti. Pagano gli Stati Uniti perché si prendono delle quote di questi richiedenti asilo, proprio per non permettere loro di risiedere qui. E ci sono stati casi, per esempio uno quello di Bociani, che è un curdo iraniano che ha tentato di entrare diversi anni fa in Australia ed è stato mandato a Manus Island. E da lì lui, attraverso WhatsApp, ha raccontato la sua storia. Mandava dei messaggi WhatsApp ad una persona di Sydney che faceva parte di un gruppo di sostegno ai rifugiati, li mandava in farsi e questa persona li ha tradotti in inglese. È stato pubblicato il libro e ha vinto il premio nazionale australiano di $100.000, ma lui non può venire a ritirarlo. La Nuova Zelanda, grazie a Jacinda Ardern, quando lei era primo ministro, gli ha concesso un visto come ricercatore o qualcosa del genere, per cui lui ha potuto andare in Nuova Zelanda ed è ancora là. Ecco, questa è la storia. Sì, ma molto bella. Sì, molto bella e molto ma e anche molto così. drammatica. I suicidi, la depressione, i tentativi di fuga, insomma, sono molteplici. Sì. Quindi in questa Manus Island non ci sono servizi di collegamento, di linea con altri... No, che io sappia no. E recentemente sono stati trovati in 2 momenti diversi, uno a febbraio e uno 15 giorni fa, 2 gruppi di immigrati illegali approdati sulle coste del Nord Australia, nei territori del nord. E infatti questo ha allarmato moltissimo la polizia di frontiera, che pattuglia costantemente le coste, soprattutto del Nord Australia, perché naturalmente non capiscono come sia stato possibile questo, dove sono i buchi della rete di protezione. Fra l'altro uno di questi, di un gruppo, del secondo gruppo, aveva abbandonato il gruppo e si era inoltrato. Gli altri avevano trovato così, aiuto in una piccola comunità di aborigeni, mentre questo se n'era andato per conto suo. Pericolosissimo, coccodrilli, manca l'acqua, serpenti, cioè, però l'hanno trovato sano e salvo dopo un paio di giorni, insomma. Caspita. Ascolta, ma noi ci immaginiamo l'Australia come una terra gigantesca e con pochissima popolazione, e non è così invece. Allora, sono adesso 26 milioni. 26 milioni circa, sì,
diciamo che la gran parte della popolazione si trova sulle coste, in particolare Melbourne, che ha quasi 6 milioni di abitanti, 5 milioni e mezzo, un po' di più. Sydney, più o meno lo stesso. Poi naturalmente le altre grandi città hanno anche loro un notevole numero di abitanti. Il resto dell'Australia è poco popolato, se non è popolato, è invivibile praticamente. Cioè, ci abitavano gli aborigeni, perché gli aborigeni abitavano ovunque, però in condizioni ambientali che per noi, per esempio occidentali, sarebbero piuttosto difficili. Loro sapevano leggere il terreno, sapevano leggere il cielo, hanno 60.000 anni di storia, per cui si erano adattati nei vari ambienti geografici e climatici dell'Australia nel corso di questi 60.000 anni. Tieni presente che partire da Melbourne e arrivare in alto in Australia sono quasi 5 ore di volo. Di volo? Sì, di volo, cioè proprio sono tante, c'è una Quindi varietà è enorme, ma non tutto abitabile. Ecco, no. diciamo. Per noi noi occidentali no. E per loro invece sì, perché sanno adattarsi a trovare il cibo anche dove per noi apparentemente non c'è, o trovare l'acqua, trovano le vie che permettono loro di arrivare nei vari punti a cui sono diretti, pur essendo nel nulla cosmico per noi, per loro no. Caspita, sì, molto affascinante questa cosa degli aborigeni, che sono anche pochi adesso, no? Ne abbiamo fatti fuori un bel po'. Vivono molti problemi. L'impatto con il mondo occidentale è stato, penso, devastante, per cui la percentuale di giovani in prigione è proprio costituita da giovani aborigeni, ma anche giovanissimi, quindicenni. Poi purtroppo sono anche soggetti a cadere nella trappola dell'alcolismo, delle droghe, che è devastante, per cui devastante non solo per loro, ma per tutto l'ambiente familiare e comunitario. E, ecco, molti si sono integrati, anche fisicamente sono magari poco riconoscibili, no? Però nei territori del nord, nell'Australia centrale, nel Queensland, sono ancora molto, molto presenti le comunità, hanno un forte senso di appartenenza. Ecco, mesi fa, adesso quando è stato? A febbraio mi sembra? Sì, a febbraio c'era questa grande possibilità di un referendum, di dare voce, infatti il referendum si chiamava The Voice, che era uno degli obiettivi del governo laburista. E questo referendum proponeva insomma di istituire una specie di gruppo di aborigeni, costituito solo da aborigeni, per portare avanti le loro problematiche, le loro richieste, tra cui il discorso della terra, insomma loro una serie che poi sono comuni a tutti i popoli nativi sostanzialmente. Certo. E speravamo molto che questo passasse e invece anche i laburisti hanno votato contro e non è passato. Non sarebbe stata la soluzione, però era già qualcosa. Invece è stato veramente ampiamente bocciato. Per cui forse c'è ancora una, non so, immaturità o non completa consapevolezza, no, da parte delle altre comunità non aborigene, parlo, non so, degli anglosassoni, italiani. Stavo per dire invasori, scusa, ma... Come? Stavo per dire invasori. Sì, è così. Sì, questa è la verità. Ascolta Antonella, e invece comunque l'Australia è anche legata a una immigrazione italiana abbastanza forte, almeno in passato. Ma anche adesso. La grande immigrazione italiana sì, è stata quella subito nel secondo dopoguerra, quando c'era certo la politica della White Australia. Volevano un'Australia solo anglosassone, però mancando la forza lavoro hanno aperto anche
alle nazioni del Mediterraneo, per cui sono arrivati italiani, libanesi, greci, maltesi, e naturalmente c'era un pregiudizio, soprannomi piuttosto offensivi, eccetera, no? C'era proprio una separazione. Diciamo che gli italiani hanno portato le conoscenze culinarie, per esempio, pieno di ristoranti italiani qui, il caffè e tante altre cose naturalmente. Molti sono diventati imprenditori di grande successo, altri sono tornati in Italia, e c'è quest'ultima ondata che è quella del dopo Covid. Sono arrivati moltissimi ragazzi italiani, ragazzi e ragazze italiane. Chiedono di tutto. Ecco, c'è questa ragazza, l'altro giorno leggevo, che ha studiato ingegneria, insomma, quindi una bella laurea, ma in Italia l'unica proposta che aveva avuto era una partita doppia per un lavoretto abbastanza così. Per cui ha preso così il coraggio nelle mani ed è partita, e qui sta facendo una bellissima esperienza. Per cui ecco, qui è una terra di possibilità, ma ripeto, anche per i piastrellisti, non solo per gli ingegneri, per i medici. Non dirlo forte che ne abbiamo bisogno anche noi e non li pagano e quindi vanno, ecco, perché questa è la realtà, sì. Insegnanti, mancavano i cuochi, mancavano i camerieri, mancava tutto dopo il Covid, perché all'inizio del Covid molti sono rientrati in Italia, poi prima c'era stata una legge restrittiva per cui molti ragazzi che lavoravano nell'hospitality, cioè nei ristoranti, bar e così via, erano già stati costretti a ritornare, e per cui dopo il Covid, quando lentamente le attività sono riprese, c'è mancanza proprio di tutto. Adesso invece no, è abbastanza, penso, saturo il mercato del lavoro. Ecco, Questo quindi i medici italiani, per favore, restate in Italia. Sì. Anche perché se vogliamo cambiare l'Italia abbiamo bisogno di gente nuova, giovane. Abbiamo bisogno di gente capace di mettersi in gioco, che ha competenze, che ha voglia di fare. Se i nostri ragazzi se ne vanno non abbiamo futuro noi. Sperando, ecco, che trovino spazio, perché no. sì. Vista da lontano, l'Italia non è un paese per giovani. Come la vediamo vista da lontano l'Italia? Non è un paese per giovani. Non è un paese per giovani. Qui purtroppo anche vista da vicino, sì. Quello che dicono molti italiani che sono qui da decenni, per cui ormai hanno figli, nipoti qui, eccetera, ci torno in vacanza, ma non ci potrei più tornare a vivere, anche se mi mancano tante cose. Ecco, sì, questo dispiace molto, perché l'Italia è un paese che ha mille possibilità, no? Non siamo capaci di darle ai nostri giovani, per cui... Un po' frenato, vero, al momento, sì. un po'... Non so voi che siete lì cosa ne pensate. Esattamente così, almeno io, non so, Gian, anche tu. Sì, Lascia sì. spazio ai giovani registi, sempre tu vuoi fare il regista. No, c'è sempre poco spazio per loro, ma è anche legato al discorso del lavoro, dei pensionamenti. Finché allunghiamo l'età pensionabile, no, i giovani entrano sempre meno. Anche essere pagati nel modo corretto per le proprie Certo. competenze e non essere sfruttati, anche questo incide. Sì. Certo. Parlavamo l'altro giorno con un sindacalista che ha presentato i 4 referendum sul lavoro che sono stati lanciati dalla CGIL e diceva ci sono richieste di assunzione anche di muratori con partita IVA, cioè questi risultano liberi professionisti, quindi con pochissime tutele, eccetera. No? Quindi questo è un mercato del lavoro molto penalizzante, molto penalizzante. Selvaggio, perché diritti che ci siamo guadagnati negli anni, che i nostri genitori per cui hanno combattuto, e anche noi, insomma, che ritenevamo scontati, non lo sono più per i nostri figli. Non lo sono più, esatto.
Esatto. È una grande tristezza perché non è così solo da adesso, da un po' che l'Italia è così. Per cui spingi Sì. i propri figli fuori, soprattutto dal sud. Io vedo molti sono ragazzi, anche dal nord, dal centro, però molti vengono dal sud perché il sud non ti offre grandi possibilità, ecco. Ma adesso ci sarà il ponte, poi vedrai che va tutto benissimo. Sì. Intanto già abbiamo fatto il ponte del 1° maggio, quindi siamo già avanti. Va bene. Dai. Stavo per dire siamo a cavallo, ma mi sembrava veramente orribile. Tra cavallo e Cavallini, cavallini, cavallo. tra cavallo, cavallini e cavallino siamo... Una bella scuderia. Esatto. Va bene. Allora, grazie mille Antonella per questo Ringrazio io racconto. voi. Vi auguro una buona serata. E ci risentiremo comunque in qualche Io veste. Qualche volentieri. Grazie mille. Grazie, ciao. Buonanotte, adesso torni a dormire. No, ma ho già preso il caffè, per cui aspetto là. Ah, basta, Bene, avrei una bene. giornata lunghissima ora. Ciao ciao. Ciao. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe que al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por
Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para Cantata del Puente Samario, come l'abbiamo sentito col contrabbasso e l'organo, stupendo, magnifico, magnifico, come la nostra rubrica che ogni tanto andiamo una volta al mese. Barbera e champagne, stasera beviamo per colpa del mio amor, per colpa del tuo amor. In Vino Veritas con la nostra inviata nelle bottiglie, nelle cantine, nei tinozzi, con noi Silvia Favarato. Ciao Silvia. Buonasera a tutti, buonasera. Bentornata a bordo alla nostra amica sommelier. Grazie mille. Che Rossella, sì, dico che oggi ci parlerà di una cosa del vino che di solito non ci si va, si dà il suo valore, però non ci si pensa tanto, no? esatto, l'importanza del tappo. Il tappo. Esatto, Gianluigi, ho fatto una scelta un po' mirata perché tante cose si sanno, tante cose non si sanno e allora è giusto anche chi le sa che le rinfreschi e chi non le sa si faccia insomma un'idea più importante di che cosa c'è all'interno di una bottiglia, Esatto. tra cui anche il tappo. Inizio a parlare? Certo, vai, sì, perché casomai dopo ti Va facciamo bene. un paio di domande, ma intanto sentiamo un po' il tappo, perché di tappi ce ne sono di vari tipi, no? Come ci sono vari tipi di Esatto, bottiglie, esatto. ci sono vari tipi di tappi. Esatto, allora partiamo dal tappo quello classico, quello che tutti noi conosciamo, quello che noi ci aspettiamo di trovare nella bottiglia, soprattutto noi italiani, che è il tappo di sughero, ok? E dietro a questo tappo c'è un po' una storia, perché? Perché questo sughero nasce dalle piante di quercia che lo producono proprio naturalmente. Creano uno strato dopo l'altro di anno in anno intorno alla propria corteccia, ok? E a formare anche 10-15 centimetri, 20, no? Di strato, e viene tolto dalla quercia, ok, senza creargli dei danni, perché è una produzione naturale che costantemente viene fatta. Viene tolta questa corteccia e poi vengono fatti dei tasselli a cilindro, ok, proprio al suo interno, e è quello che poi viene trovato all'interno della bottiglia, ok? Anche di sughero ci sono di tantissime qualità. Chiaramente il parametro è l'elasticità e la morbidezza, no? Perché deve essere elastico, deve essere resistente alle temperature, no? E poi ha una funzione molto importante, che è quella da isolante termico, oltre a quella di
rilasciare un po' di ossigeno, ok? Mm. Quindi è adattissimo soprattutto quando uno vuole invecchiare dei vini, ok? A fargli fare degli affinamenti lunghi in bottiglia. Chiaramente le bottiglie vengono messe orizzontalmente, di modo che il tappo di sughero sia sempre bagnato, e questo garantisce che il tappo non si secchi negli anni. E quindi i tappi di sughero vanno per i vini importanti che si devono invecchiare. Però li possiamo anche Esatto. trovare su vini normali. Questo dopo dipende Sì. anche dall'azienda che... Esatto, dipende dall'azienda e poi dipende anche comunque da quanto vogliono investire, perché poi arriviamo anche a questo, perché anche sui tappi di sughero poi ci sono anche tanti tipi di sughero. Per esempio ci sono dei tappi anche fatti con gli agglomerati, cioè vengono praticamente presi gli scarti della prima, come si dice, come dicevo prima, fatti a cilindro della prima tassellatura, quello che rimane viene poi pressato, no? E vengono fatti degli altri tappi. Sì, sì. Oppure, però diciamo che, visto che ho raccontato tutta questa bella favola, c'è anche una parte insomma contro, perché purtroppo se il sughero non viene trattato a perfezione come dovrebbe essere, succede che viene attaccato dalle muffe, dal TCA, che è il tricloroanisolo. Questo tricloro, no, crea questa muffa all'interno e dà questo sentore non solo al tappo ma anche proprio a tutto il vino di un po' di muffa. In toscano si dice di stantio, di vecchio, ok? E lascia poi al vino un gusto un po' spiacevole, amarantico. È il classico vino che sa da tappo. Esatto, proprio perché non è che poi sa da tappo, in realtà sa da muffa. Noi si dice sa da tappo, ma il tappo deve profumare di tappo, no? Giusto? Certo. E però è un gran difetto, ok? C'è chi lo usa poi anche per farci da mangiare, ma io questo non lo consiglio assolutamente, perché quello che trovi in bocca poi te lo ritrovi nel piatto. Quindi quando uno trova una bottiglia così, secondo me può solo che buttarla via e dire ok, ne aggiungo un'altra. È vero. E questo insomma è il grande difetto di questi tappi che a mio avviso sono meravigliosi. Ok, ora però vi racconto posso dire anche una cosa sul tappo di sughero, che questa la so. Il tappo di sughero va buttato nell'umido, nel bidone dell'umido. Esatto. Certo, è naturalissimo e questo è secondo me meraviglioso, perché quando comunque si parla di biodinamico, di vini naturali, di attenzione, no, al grappolo, proprio con amore, utilizzare anche dei materiali naturali, secondo me è veramente importante. Come il vetro, anche il sughero, insomma, contribuiscono a questa naturalezza, insomma, anche se ultimamente stanno creando anche dei tappi di vetro molto molto interessanti, però non hanno diciamo questa funzione di isolamento termico piuttosto che la resistenza alle temperature esterne, perché chiaramente il vetro le subisce tutte. Però è decorativo e molto bello. Poi ci sono altri tappi che sono di solito tappi sintetici, vengono fatti con la plastica, ok? E questi sono, ecco, non hanno il problema della muffa, sono resistenti, no? E hanno buone capacità isolanti. Poi hanno creato un tappettino che io vedo che ultimamente tra i vini, diciamo quelli di pronta beva, quelli un po' così, vini semplici, senza tante pretese, è quello coestruso, no? E questo tappo praticamente è fatto in schiuma, no? E poi ha una guaina flessibile, molto flessibile all'esterno. E è quello che ultimamente vedo
ecco, per la maggiore su questi vini, insomma. Ma la vera novità, quella diciamo più importante di tutte, quella più innovativa, che negli ultimi 10 anni è tanto discussa e dibattuta tra le grandi aziende, è il tappo a vite. Perché questo tappo, che a noi italiani ben poco ci piace, il tappo a perché vite, cioè tipo quello dell'aceto, diciamo. sì, esatto, quello lo Stelvin, quello normale che si rompi per e... ho capito. esatto, quel tappo lì, ok, ha tanti aspetti importanti. Il primo è che mantiene, a parte che protegge, poi mantiene praticamente le proprietà organolettiche esatte al proprio interno, ok? Per cui, a differenza dell'altro che diciamo fa entrare ossigeno un po' alla volta, graduosamente, all'interno della bottiglia, e quando si parla di invecchiamenti lunghi, no? Questo tappo invece non lo permette, per cui diciamo che è indicato per dei vini che sono già pronti, cioè pronti per essere bevuti di lì a breve, ok? Che hanno già fatto magari affinamento in botte, oppure che sono proprio dell'anno e sono buoni, piacevoli e beverini così, ecco. E l'altra cosa è che hanno un'assoluta impermeabilizzazione, quindi hanno delle garanzie in più rispetto al tappo di sughero, per cui diciamo che la maggior parte dei viticoltori, coltivatori all'estero utilizza soprattutto il tappo a vite, perché ha un costo molto inferiore rispetto al tappo, quello classico il tappo classico, quello di sughero. Si pensi che con 10 centesimi, neanche qualche centesimino viene comprato, a differenza del tappo di sughero, che ci sono tappi che costano anche €1 l'uno, e quindi chiaramente arriva addosso poi al prezzo finale della bottiglia. Mm-hmm. Cos'altro? Insomma, sì, poi esiste anche un altro tipo di tappo, che questo però viene usato soprattutto poi diciamo nelle famiglie, nelle case, quando viene fatto il vino, insomma così, oppure anche per i vini, quelli un po' frizzantini, si ritorna un po' all'ambrusco e quant'altro, e è il tappo a corona, quello che si usa diciamo per le birre. E questo insomma, ecco, diciamo che è una buona alternativa in famiglia. Ascolta Silvia, ma allora ti volevo chiedere, sui tappi di sughero, adesso credo di aver capito qual è il punto. Alcune volte quando apri una bottiglia il tappo di sughero si gonfia tantissimo e non c'è verso di rimetterlo neanche piangendo in greco, mentre altre volte lo levi e lo rimetti e ci sta, ecco. Perché quelli lì sono quelli fatti con gli agglomerati. Diciamo che non è proprio è sughero, perché è sughero, però non è il sughero che avevo raccontato prima, cioè quello preso direttamente dalla pianta e poi a cui viene fatto questi tasselli cilindrici, no? E poi lavati e messi all'interno della bottiglia, che allora trovi questa bellissima elasticità, morbidezza, flessibilità, no? Che si trovano poi ecco nelle bottiglie di un certo tipo, ecco, e che si possono tranquillamente mettere a invecchiare. Invece quello che dici te che si gonfia subito sono gli agglomerati, cioè tutta la parte diciamo di scarto del tappo, no? dei vari tappi che vengono fatti e vengono poi, come si dice, ripressati, no? E ricreati questi tappi con delle colle. Quindi questi che si gonfiano, diciamo, che dopo non riesci più a rimettere, sono quelli di minor qualità? Esatto. Okay. Sono, sì,
sicuramente, indubbiamente sì, sono di minor qualità e hanno la funzione di tappo e la gente piace il sughero, quindi loro gli offrono il sughero, ma ecco, secondo me è solamente una scelta di piacevolezza per l'italiano, perché a quel punto lì, insomma, starebbe tanto bene un bel tappo a vite. Tanto vale, dici. Sì, senza ombra di dubbio. Ascolta Silvia, poi ci sono dei tappi invece casalinghi che noi usiamo quando apriamo una bottiglia di vino fermo, naturalmente, che ultimamente possiamo mettere questo tappo ed estrarre l'aria con una pompetta, in modo che il vino si conserva molto più a lungo. Sì. E funziona secondo te? Cioè una cosa... Sì. Secondo me sì, dipende sempre quanto vino c'è all'interno della bottiglia, perché tieni presente che se si parla che di una bottiglia hai preso un bicchiere, l'ossigeno che c'è all'interno è minimo, ok? Per cui con una pompetta riesci un po' a levare l'ossigeno e di conseguenza il processo di ossidazione è un processo che si allunga. No? Più la bottiglia ha presenza di ossigeno, no? Più ha possibilità di ossidarsi, per cui un vino che magari allora, a costi normali in un giorno e mezzo si sarebbe ossidato, diciamo che con quel sistema lì fino al giorno dopo insomma ci arrivi tranquillamente. Poi sempre dipende da che tipo di vino, perché per esempio se prendi un Barolo che ha già 20 anni di invecchiamento, insomma il giorno dopo diciamo che è pronto per essere bevuto, no? Che ha bisogno di ossigenarsi, per dire. Certo. E se prendi un vino invece di pronta beva, ecco, diciamo che 2 o 3 giorni avanti ti va. E quindi questo fa sì magari che invece di bere una bottiglia in un giorno te la bevi in 2, 3, ecco. Certo. Va bene, Silvia, grazie per questi tappi, grazie per averci dato tutte queste informazioni da quest'inverno fino ad oggi sui vini, e magari ci risentiamo per la prossima edizione con qualcos'altro. Tu hai una pagina internet? No. Hai una pagina... Per adesso no, però potrei pensarci, perché no, magari la No, potrei perché la anche Silvia, creare. oltre ad essere sommelier, è anche fotografa, quindi se volete anche avere qualche aiuto dalla Silvia, lei è disponibile. Niente, casomai poi mettiamo il link di un tuo Facebook o Instagram, che così possono, chi vuole contattarti. E niente, grazie mille, buona bevuta, ma adesso bere adesso non è il massimo, prima di andare a letto. Però magari si dorme meglio, Quello è vero, esatto. Magari un bicchiere di vino prima di andare a letto, la dormita è assicurata. Esatto. Bene, grazie mille Silvia, alla prossima. Grazie a voi Grazie. di questi bellissimi incontri che stiamo facendo e ci vediamo, anzi ci sentiamo presto. Certo, va benissimo. Ciao ciao. Ciao. Grazie. Nella tua mente oggi puoi essere chi sei, non conta niente la voce
principale, Omar. Omar, ti aspettiamo nella mongolfiera. Intanto abbiamo il nostro quarto ospite da Sant'Angelo Lodigiano, Giampiero Brunelli, il nostro designer. Buonasera Giampiero. Buonasera, Benvenuto a bordo grazie della mongolfiera. della mongolfiera. Allora, come sta andando questo evento Dialogarte a Sant'Angelo Lodigiano, che ne avevamo parlato 2 settimane fa? Dialogarte è alla terza edizione qui nel Castello Morando Bolognini di Sant'Angelo, sta andando molto bene, mi sta dando molte soddisfazioni, come soddisfazioni le sta dando credo a tutti gli artisti che ho comunque invitato, coinvolto in questa edizione. Dialogarte è proprio come dice la parola stessa, è un dialogo nei miei intenti, un dialogo tra le arti non solo visive ma anche di altre discipline. Quindi per fare un esempio, in questa edizione ho fatto appunto sto facendo dialogare la pittura, la scultura, le installazioni, ma anche la letteratura sotto forma di poesia e musica. Quindi un bel concerto di arte sotto le varie discipline, più corredate di interventi attinenti sempre alle tematiche. Per dire, domenica scorsa, due domeniche fa, ho presentato insieme a un validissimo musicista e studioso, Davide Savarè, un confronto del percorso di Kandinsky verso l'arte astratta, ma in stretto confronto con la musica, di cui lui era comunque un appassionato, oltre che la pittura. Quindi un argomento abbastanza difficilino, ma che ha entusiasmato, comunque interessato quantomeno, il numeroso pubblico che è venuto ad ascoltarci. Dialogarte che va avanti, continua almeno fino al 17 marzo. Sì, in Castello rimane fino al 12, che è la giornata clou. Poi il 17 abbiamo l'ultimo evento, è una conversazione tra me e l'architetto Nunzio Tonali, collezionista e appassionato di design. Terremo questo confronto sul tema del Bauhaus, se l'eredità di questo grande movimento che appunto ha dettato c'è stato comunque un precursore, comunque un grande momento per il design, ha ancora un'eredità nelle arti, nel design e nell'architettura. Quindi una sorta proprio così di interrogativo, di conversazione aperta anche ad altri artisti, architetti, designer che vorranno intervenire. Allora parliamo adesso un po' di designer. Com'è la situazione? Cioè, il nostro designer italiano, diciamo, è uno dei top, no, a livello mondiale. Certo, ma allora possiamo fare un passo precedente, cioè che cosa intendiamo con design? Beh, per noi il design è il rapporto tra design, letteralmente vuol dire disegno, ma in realtà significa un oggetto che ha appunto, secondo anche dettami del Bauhaus, ma anche poi tutto quello che è succeduto dopo e prima, d'Art and Craft in poi, quindi la forma artistica applicata all'utilizzo, cioè alla funzione e creatività. Questo è il design. Poi quindi oggetti di uso anche quotidiano. Esatto. L'equilibrio non sempre è facile da raggiungere, ma questo è il dato significativo di un oggetto di design, che sia una lampada, una sedia, una poltrona, quello che si vuole. E quindi scusate, dopo avevo interrotto la domanda di Gianluigi, come sta il design italiano oggi? Noi abbiamo un termometro tutti gli anni che ce lo testimonia, che è il Salone del Mobile, e il fuorisalone
e quello che succede in queste 5 giornate, in questa settimana del design, chiaramente ci fa vedere che comunque il design è sempre una grande attrazione, un grande movimento, c'è sempre un gran fermento intorno a tutte le forme di design nelle più svariate situazioni. Quindi visto l'interesse in continuo, costante, anzi direi in continua crescita, che si riversa attorno a questo grande evento annuale in Milano e non solo a fiera ma in città, credo che goda di buona salute. Quando si viaggia abbiamo sempre dei moti di orgoglio, no? Nei musei un po' di tutto il mondo, nel vedere, vabbè, i quadri del Rinascimento, ma anche la caffettiera o una certa sedia. Noi abbiamo degli oggetti iconici, tantissimi, quindi sono dei pezzi di valore artistico legati alla funzione, dicevo prima, ma la parte artistica, comunque creativa, è altrettanto apprezzabile. Quindi sicuramente dobbiamo essere orgogliosi e difendere questo nostro patrimonio, che è veramente unico. Da quando è che si parla di designer? Cioè, in che periodo nasce l'idea? Si sviluppa negli anni dopo la guerra, quindi anni 45-80, in diverse situazioni, per diverse situazioni che ora sarà un po' difficile, un po' lungo narrare, però c'è proprio il desiderio di dare bellezza agli oggetti di uso comune, quindi la caffettiera appunto, che diventa un'opera d'arte, al di là del che funziona, la sedia, le vassoiate sedute. Potremmo veramente fare un elenco lunghissimo di oggetti che sono rimasti, sono nella storia, sono dei pezzi significativi che tutto il mondo ci invidia. Perché comunque l'eccellenza italiana, adesso non per fare del campanilismo sterile, però insomma l'eccellenza italiana c'è stata così, credo insomma a partire già da diversi decenni fa, ma ancora nel mondo il design italiano ha uno spazio importante, o siamo superati anche in questo No, allora, sicuramente nel mondo si è comunque manifestato un grande non siamo soli nel mondo, certo, a proporre design a tutto tondo. C'è spazio per tutti, noi dobbiamo essere consapevoli nel mantenere la nostra identità, senza nazionalismi e campanilismi, ma proprio fedeli alla nostra storia. Certo. Quello che sto cercando di fare ormai da tempo in questo spazio che ho aperto appunto nel castello Morando Bolognini, che tra l'altro è una delle più belle, una delle più grosse strutture medievali di Lombardia, frequentato tutti gli anni da migliaia di visitatori che entrano per appunto visitare i 3 musei che ospita, e il design, gli oggetti di design, grazie alla collaborazione con l'amico Nunzio Tonali che citavo prima, l'architetto, collezionista da sempre, appassionato e ha numerosi oggetti, abbiamo cercato qualche anno fa, forse in modo un po' visionario, qualcuno ci criticava, dice design in provincia, già è difficile proporre arte, il design, intanto il design è una forma di arte, ancora se volete più tangibile, perché funziona, serve anche a qualcosa, e poi a maggior ragione quindi far conoscere ciò che magari la gente che non frequenta magari il Museo del Design, non ha di musei a Milano, di poter vedere
anche in provincia, in una piccola sezione di una mostra, però comunque oggetti iconici che hanno fatto la storia del nostro design negli anni che citavo prima. Quindi, e devo dire che anche questo ci sta dando delle buone soddisfazioni, perché c'è interesse. Quindi dal primo esperimento fatto nel 2019, prima del Covid, in forma piccola, abbiamo poi replicato altri eventi più estesi, abbinando, anche qui sempre cercando di interloquire, cioè fare un'interlocuzione tra arte, un confronto tra arte e design, che poi è la stessa, è sempre arte, ma sotto forme diverse, e quindi come arte in questo momento, per dire, in concomitanza di Dialogarte, oltre a sezioni di pittura, sculture, installazioni, letteratura, cioè musica e poesia, nel mio spazio, che è attiguo alle sale del castello dove abbiamo allestito queste mostre, ho una mostra proprio riferita che confronta, che mette il confronto, non confronto, che è vicina, che accosta oggetti di design prettamente, in questo caso delle sedute, a opere di arte contemporanea. Bello, interessante. Poi ogni tanto è anche divertente vedere che, a forza di far diventare belli questi oggetti, rischiano di perdere un po' la loro funzione, no? Nel senso, quando si esagera un po' forse con la ricerca di una... Sì, come dicevo prima, non è l'equilibrio del design, vuol dire che un oggetto di design deve avere un equilibrio tra forma e funzione, creatività e, se vogliamo, anche praticità. Non deve se l'equilibrio propende troppo da una parte o dall'altra, allora è un oggetto artistico poco funzionale, oppure un oggetto brutto, funzionale ma poco bello. Quindi deve sempre mantenere l'equilibrio. Anche comunemente nel mio lavoro, come a noi capita di progettare degli oggetti, anche dei monopezzi, non pezzi seriali, ma monopezzi destinati a un progetto di interni o finalizzati comunque a una collocazione fine a se stessa, bisogna sempre mantenere fede a questi concetti, che deve essere caratteristico, caratterizzante, ma mantenere una funzione. Ecco, e anche se non sembra, c'è comunque un legame fra questi oggetti di design e la nostra tradizione di artigianato, anche risalente anche a secoli fa. Cioè, c'è un percorso che ha portato a queste eccellenze moderne. Sicuramente un percorso lungo che porta con sé tante nostre tradizioni e maestrie, quindi noi anche nell'artigianato abbiamo molto da raccontare e non dobbiamo disperdere anche in questo settore ciò che è stata parte della nostra storia, e anche per questo motivo, non per citarmi un'altra volta, ma abbiamo nel calendario fitto denso che abbiamo programmato da qui a fine anno, ci sarà verso novembre un evento proprio tra artigianato artistico, anche in riferimento a qualcosa che c'è stato negli anni 40-50 nel castello Morando Bolognini, con la cosiddetta scuola arti e mestieri, veramente, quindi un piccolo Bauhaus riportato nel castello, e che per molti anni ha funzionato e ha formato generazioni di giovani a varie discipline artistiche e artigianali. Bello, questo è importantissimo, no? Sentiamo spesso dire che la tradizione dell'artigianato rischia in tanti ambiti di perdersi. Sì, perché c'è una tradizione di bottega, no? Quindi ci sono segreti, alchimie e tecniche che si tramandano proprio dal maestro all'apprendista, che poi diventa maestro, che diventava. Ora questa filiera purtroppo si sta interrompendo, o si è già interrotta in buona parte, quindi la manualità, la peculiarità, le capacità di
trasformare in oggetto bello, apprezzabile, un elemento d'arredo, c'è il rischio che si perda, quindi è comunque un rischio questo sicuramente che stiamo correndo. Bisognerebbe proprio riprendere questa trasmissione di competenze, di tradizioni, per continuarle poi, pur in parallelo l'industria, tutto quello che vogliamo, l'innovazione tecnologica che chiaramente fanno la loro strada, però l'uomo al centro che sa creare delle forme deve rimanere tale, anche solo per il monopezzo. Poi l'industria ha fatto un altro percorso, però la manualità dell'artigiano artista, che è una figura particolare, va preservata. Certo, e questa è l'idea di bottega, ecco, questo sì che è un filo rosso, no? Che dovrebbe collegarsi con la nostra tradizione. Sì, l'abbiamo sentito in tanti ambiti questa difficoltà a proseguire, appunto, perché poi sono percorsi paralleli, no? L'industria e invece il piccolo artigiano nella sua bottega, sì, non sono alternativi, diciamo, sono... Sì, noi designer, comunque in senso più lato, designer di interni come il mio campo, abbiamo assoluto bisogno e necessità di avere a che fare con artigiani che nei diversi settori sanno operare, lavorare con la dovuta attenzione, competenza e maestria, dal posatore di carta da parati, faccio degli esempi, al falegname e al parchettista, piuttosto che al ceramista e all'acciaista. Quindi gente che sa trasformare le idee di un designer in un oggetto curato, quindi che sa trasformarlo in funzione. Certo. Ci sarebbe un amplissimo capitolo sui materiali e sulla sostenibilità, ma magari lo apriamo un'altra volta. Sì, sostenibilità deve essere chiaramente tenuta, soprattutto nei nostri tempi, al centro del prodotto, che sia un monopezzo, ripeto, che sia seriale. È assolutamente necessario che questa attenzione debba essere tenuta veramente in primo piano. Però ne parleremo in un altro momento. Grazie mille, buoni eventi. E complimenti, perché abbiamo capito che è un'iniziativa veramente corposa e anche che appunto fa dialogare ambiti diversi. È molto impegnativa, ma come tutte le cose impegnative in cui si crede, dà molta soddisfazione. In cui si credono, dà molta soddisfazione. Complimenti. Grazie. Grazie, buona serata. Arrivederci, grazie.
Destino, atto primo, Luca Basile, il violoncello di Luca Basile qui a Radio Nostra. Se andate un po' a ritroso potete anche ascoltare la sua l'intervista, il suo apporto che ha dato al nostro programma Il Giro del Mondo in 80 giorni. E a poco appunto di Destino andiamo un po' a sentire il messaggio ormai consueto, un messaggio settimanale in bottiglia che Sami Abu Omar ci ha mandato da Gaza. Da Rafa, ecco, sì. E un attimo che lo vedo che è chiuso. Sono 24 ore che si alternano notizie di tregua, di non tregua, di accordo, di non accordo. E insomma pare che niente, che non si sia raggiunto per il momento. Ormai preme veramente tutto il mondo. Pare che Biden abbia minacciato di non mandare più armi e munizioni, e come era stato invitato a fare insomma anche da molti senatori negli Stati Uniti. Però vabbè, ci sono anche purtroppo dinamiche interne sia al governo di Netanyahu sia al gruppo di Hamas che condizionano insomma l'accettazione della eventuale tregua. Adesso pare che quest'ultima tregua fosse stata accettata da Hamas ma non da Netanyahu. Netanyahu ha detto che gli americani avevano visto l'accordo ma non i negoziatori israeliani, e nel frattempo hanno occupato il valico di Rafah, che è quello dal quale entravano la maggior parte degli aiuti umanitari. Per cui stiamo a vedere, insomma. Adesso intanto ascoltiamo la testimonianza di Sami. Vediamo, non parte. Perché non parte? Un attimo, audio Sami per forza non parte perché era spento. Via. Non parte neanche ancora. Buongiorno, la situazione è ancora attesissima a Rafah, soprattutto quando i soldati israeliani con i carri armati sono entrati dentro il valico di Rafah. Ora sono tutto chiuso sia il valico di Rafah per entrare i passeggeri e andata e ritorno, anche dove entrano tutte le merci tramite l'Egitto, non entra niente. L'altro valico è Kerem Shalom, anche quell'altro che collega la striscia di Gaza con Israele, dove entravano anche l'aiuto umanitario, è già chiuso. È situazione molto gravissima perché ci sono già i carri armati dentro Rafah, dentro anche il valico di passeggeri dentro Rafah. Una situazione ancora attesa, non hanno fermato tutta la notte che sparavano, bombardavano, ci sono stati più di 100 vittime qui, soprattutto a Rafah. Ci sono continua grandi evacuazioni dalla popolazione verso ovest di Rafah, dove ci sono migliaia di persone che stanno arrivando anche a piedi perché nelle zone lì ci stanno sparando. L'intervento di Sami e niente, siamo sempre in attesa che si calmino un po' le acque, ma non pare che non ci siano molte prospettive al momento. Esatto. Vabbè. Va bene. Va bene, concludiamo questa, vediamo le immagini che vedete, ecco qui, sono finite e andiamo con la nostra sigla. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra. E ci risentiamo martedì Rossella, prossimo. Gianluigi e Remo Omar. Una produzione Grazie a dell'Associazione tutti. La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo. A martedì prossimo.